Aldeno Montebaldo, vittoria esterna per la Montebaldo. L'avvio non è dei migliori, con gli ospiti che gestiscono pigramente. La partita è bloccata, Manica ci prova su punizione ma con poco successo. I locali si provano con poca grinta e subiscono gol al 32esimo con il gol di Manica su cross basso. Nella ripresa l'Aldeno si scuote e rischia più volte il gol, mentre Castellani rischia di raddoppiare ma fallisce di poco. Bomassara accarezza il gol senza riuscirci. Per l'Aldeno non resta che arrendersi. Termina 0-1. Cristore TNT Montepeller. Termina in pareggio una sfida molto combattuta. La Cristore impone subito il gioco ma viene battuta al primo tentativo dalla TNT con un gol di Dorigatti, un destro giro splendido. Gli ospiti si provano ancora con Bernard ma i locali non demordono e continuano a produrre occasioni e riescono a pareggiare poco dopo la mezz'ora con Brida. Il secondo tempo non brilla per spettacolarità e può sbloccarsi solo all'88esimo, ma Crito compie un miracolo nel parare al tiro al volo di Tusiano. Finisce quindi 1-1. Dolasiana Marco. Il Marco vince e passa in testa. Il vantaggio è immediato. Pascotto infila il diagonale l'1-0. Al 13esimo arriva il secondo gol per gli ospiti. Bernardi scatta sul filo del fuorigioco e batte bene il portiere. Poi entrambe le squadre hanno occasioni, ma Merci e Bernardi non riescono a segnare per le rispettive squadre. Il secondo tempo è sotto controllo del Marco, che al 75esimo trova un gran gol con Pascotto dalla linea laterale. Un infortunio nel finale lascia il Marco in 10. Così la Dolasiana accorcia con Zaba di sinistro. Nonostante l'attacco finale, il Marco resiste. Termina 1-3. Sacco San Giorgio Leno. Bella partita conclusa in pareggio. Inizialmente entrambe le squadre hanno voglia e ci provano in più occasioni, ma bisogna aspettare il 35esimo per vedere il primo gol. L'arbitro concede il rigore e Michele Pezzato non sbaglia come suo solito. Il Sacco però non demorde e al 45esimo trova il pareggio con Tonuzzi su assist di Fazzi. Nella ripresa l'equilibrio non si rompe, ma al 65esimo la Leno rischia grosso per un rigore negato a Fazzi. Entrambe le squadre vogliono vincere, si provano ripetutamente ma non trovano la porta. Finisce 1-1. Spormaggiore Garibaldina. Altro pareggio, questa volta nel big match. Le squadre mantengono le promesse e la partita è giocata a viso aperto. Gli ospiti nei primi minuti colpiscono un palo e una traversa, ma a trovare il vantaggio è lo Spormaggiore. Marco Tanel calcia al volo e trova il vantaggio. Si susseguono le opportunità per i locali, la Garibaldina reagisce a inizio ripresa ma viene punita ancora da Viola. Gli ospiti però non muoiono mai e Xeca accorcia approfittando del baricentro basso dei locali. Sul rigore conquistato da Collarci, Xeca trova un altro gol e pareggia. Termina 2-2, un gran bel match. Trambileno Azzurra. Vittoria esterna per l'Azzurra. Al nono la sbloccano i locali con un pallonetto di Simonetti. In seguito Trambileno Azzurra vanno vicini al gol ma i portieri si esaltano. Al 36esimo però Pontalti prende palla in diagonale beffa Villa. Simonetti e Alvarado, appena entrato, provano a rispondere ma senza successo. Il vantaggio lo trova però Pontalti che calcia bene trovando l'1-2 al 68esimo. Terzana al 79esimo e De Sangra a 2 dalla fine arrotondano il vantaggio. Il rigore di Alvarado serve a poco per il Trambileno. Vittoria dell'Azzurra per 2-4. Valpeio Volano. Il Volano è bloccato dal Valpeio, limitando la sua marcia sul pari. Il primo tempo si apre con due occasioni per Panizza, prima di testa e poi sul dubbio rigore non concesso. Il Volano fatica e ci prova con Mirone, ma calcia alto. Nella ripresa il Valpeio smette di giocare e costringe Carogli ai miracoli. I cambi favoriscono i locali, ma non trovano comunque la via del gol con Panizza e Dalla Valle. Con Tovazzi prontissimo. Nessun gol oggi. Finisce 0-0.